C'è posta per te, ma è piena di virus. Occhio alla nuova frode che imperversa sul web. Vi può arrivare una mail da falsi account di Poste Italiane e dello spedizioniere SDA con oggetto una consegna a vostro favore. Cliccando sul link incluso nella mail o aprendo un allegato, di solito un PDF, vi viene invece scaricato un nuovo pericoloso virus informatico che bloccherà il vostro computer e si impadronirà dei file. Non solo. E a quel punto si sottopone l'utente ad un ricatto: o paghi questa cifra o altrimenti non ritroverai il possesso dei dati tuoi. 100 euro è la somma che viene richiesta da chi lancia il ricatto informatico. Che fare? Non cedere al ricatto e cercare di utilizzare quelle strategie per rimpossessarsi del proprio computer. Anche perché alla polizia postale risulta che quasi mai il pagamento del prezzo del ricatto restituisce i documenti infetti. Nel frattempo non resta che farsi aiutare da qualcuno di esperto in informatica oppure scaricare da un altro PC quei programmi in genere gratuiti che rimuovono i virus già installati. Comunque non conviene aprire mail che riportano notizie di spedizioni non attese. Ma come riconoscerle? Ecco, essere precisi e vedere se effettivamente le sigle sono scritte correttamente, con il nome corretto dell'azienda. Il nuovo virus è un ransomware, parola composta da ransom, ricatto e software. La polizia postale delle comunicazioni di via Cappelletto a Mestre è a disposizione dei cittadini che abbiano ricevuto queste mail truffaldine.